Allora, Presidente Poloni, inizia la nuova stagione, tante prospettive, oggi abbiamo presentato i campionati senior, insomma sarà una stagione ricca. Ma sicuramente ricca di importante per il nostro movimento, per la nostra società veneta, perché ci sono parecchie novità e comunque quello che diciamo diventato più importante della nostra società sono presenti e sono ben attrezzate per una nuova stagione agonistica molto importante da Il numero di società continua a essere comunque positivo, conferma che il Veneto comunque si conferma come, diciamo così, una punta di diamante del movimento. Nonostante appunto quella che è la crisi economica poi generale, quindi quelle che possono essere anche le prospettive, noi abbiamo tanti volontari che lavorano attorno al nostro movimento e è un movimento consolidato e ci sono anche novità importanti perché nascono qui e là, diciamo, distribuite nel territorio nostre anche società nuove che guardano con attenzione al movimento giovanile. E adesso penso un in bocca al lupo da parte del Presidente regionale a tutte le società per la nuova stagione. Sicuramente un in bocca al lupo a tutte, poi guardiamo con un occhio di riguardo a quelle che sono un po' le società trainanti del nostro movimento, vale a dire Reia, Venezia, Tesensi, Verona, Treviso, De Longhi e Arzignano, che sono quelle che quest'anno si contenderanno dei titoli, dei posti a livello nazionale, quindi un bocca al lupo comunque complessivamente a tutte le nostre società.